Antonietta Vita come intenderà percorrere questo nuovo percorso politico alla guida di un partito storico importante e grande in una provincia che ha creato la Democrazia Cristiana negli anni? Innanzitutto sono contenta e onorata di aver ricevuto dal mio partito questo incarico con la mia elezione. Io sono stata una delle protagoniste, all'inizio ho creduto in questo progetto del nostro grande presidente Totò Cuffaro di riportare nella scheda elettorale un'idea, un ideale, i valori della democrazia cristiana. Mi occuperò ovviamente dei problemi della nostra terra, della nostra provincia, cercando di focalizzare quello che la gente veramente ha bisogno, dal lavoro in generale, dal lavoro femminile, alla scuola, al turismo, alla valorizzazione dei nostri prodotti locali, valorizzarli e tutelarli, perché siamo dall'olio al vino, agli agrumi, a tutti i prodotti tipici della nostra terra, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle campagne, nelle città. E questo come si fa? Per rispettare i bisogni della gente bisogna sentire e sentirli attraverso momenti di ascolto, attraverso convegni, inchieste, ma anche con nuovi mezzi di comunicazione che ci facilitano, incontrare la gente, incontrare le associazioni, i singoli, la gente, tutti, per fare un programma di idee, di iniziative da poter proporre alla deputazione, ai sindaci, nelle varie realtà locali, provinciali, nazionali. La gente ha bisogno che si ritorni alla politica, che ci si occupi dei problemi concreti e soprattutto si trovi una soluzione. Questo è il mio intento insieme alla grande squadra, alla grande famiglia della Democrazia Cristiana. Infatti sin da subito mi attiverò per istituire i vari dipartimenti a sostegno del mio ufficio, in modo tale da essere veramente una grande squadra che affronta le varie tematiche che sono presenti nel nostro territorio e per dare soprattutto risposte concrete al nostro territorio. Siamo onoratissimi perché il congresso provinciale di Agrigento sarebbe il primo congresso provinciale della Democrazia Cristiana in Italia e quindi un plauso soprattutto alla base che sta dimostrando lungimiranza, soprattutto sta dimostrando la pazienza di venirmi dietro e tanta maturità. Oggi è una giornata importante, si eleggeranno i vertici della segreteria provinciale, perché siamo un partito e lo vogliamo dimostrare, al di là delle presenze importanti del nostro segretario nazionale, del segretario regionale, dei riferimenti parlamentari, è giusto che un partito si ramifichi anche nel territorio. Oggi il congresso provinciale, ma immediatamente dopo poi inizieremo con i congressi locali. Ogni comune, parlo per ora della provincia di Agrigento ma sarà così anche nelle altre realtà, ogni comune della provincia di Agrigento, oggi commissariati, quindi con la presenza di un commissario di partito, andranno al voto. Si svolgeranno i congressini locali, mi auguro all'unanimità quando è possibile, se non è possibile democraticamente con una elezione. Anche nel più piccolo dei comuni, credo che in provincia di Agrigento sia o Comitini o Calamonaci, svolgeranno il loro congresso, apriremo la sezione di partito, perché i partiti verticistici credo che abbiano fatto anche la loro storia. I partiti invece che riescono a ramificarsi nel territorio sono quelli che hanno una lunga durata e che soprattutto abbiano la possibilità e la pazienza di ascoltare i cittadini. Vogliamo essere un partito aperto, un partito che magari non soltanto riesca a dare delle risposte, ma soprattutto un partito che riesca ad ascoltare i cittadini, riesca ad ascoltare le istituzioni, qualsiasi istituzione. I sindaci ho molto rispetto, sono stato sindaco fino all'altro ieri, indipendentemente dal colore politico di quell'amministrazione comunale, la Democrazia Cristiana deve essere al fianco di quell'amministrazione e di tutte le amministrazioni. Stiamo iniziando in provincia di Agrigento, ripeto, è soltanto l'inizio di un percorso virtuoso che deve coinvolgere, per quanto mi riguarda, in qualità anche di segretario organizzativo regionale, la Sicilia. Ma credo che siamo anche a buon punto per tutto quello che riguarda la Democrazia Cristiana in Italia. Abbiamo degli appuntamenti importanti, sicuramente il 9 giugno si voterà per le europee e probabilmente giù di lì si voterà anche finalmente per le provinciali, perché è stato un cavallo di battaglia e nella recente campagna elettorale delle regionali anche del governo Schifani.
e quindi questi appuntamenti importanti si deve arrivare pianificandoli e preparando il territorio. Ecco perché oggi siamo qua proprio perché il partito in provincia di Agrigento deve essere presente. È un partito giovane e donna, è un partito dove le donne occupano uno spazio importante, non dentro uno steccato di protezione, ma senza steccati, perché meritano di occupare questi spazi. Antonietta Vita è stata sin dall'inizio in cui la Democrazia Cristiana ha mosso i primi passi presente, è dirigente del partito di Favara. Ricordo che la prima volta che presentammo le liste fu a Favara, dove tutti ritenevano che non avremmo superato lo sbarramento, e siamo stati il primo partito proporzionalmente. Quel partito e quella lista la fece Antonietta Vita assieme a tutti gli altri. Poi abbiamo avuto la fortuna a Favara di crescere ulteriormente con tante altre persone. Un candidato alle regionali di Favara, Salvo Fanare, ha preso larghissimi consensi, contribuendo a far crescere il partito e a fare scattare il seggio. Quindi c'è un partito che si sta attrezzando. Antonietta Vita è la sintesi di tanti desideri delle donne di essere protagonisti e tanti desideri di un partito che sancisce ulteriormente una importante presenza femminile. Come inciderete nella politica agrigentina, una politica da sempre con una tradizione e una storia molto democristiana? Ecco, quale sarà la vostra azione politica per cambiare il corso delle cose in una provincia che purtroppo, Presidente, va sempre indietro, dove l'emigrazione continua dei giovani è perenne, è quotidiana e la mancanza di lavoro è tangibile? Ma la Democrazia Cristiana di Agrigento è un partito ormai radicato dappertutto, a cominciare oggi, posso dire, anche dalla città, dove abbiamo 4 consigliere comunali e forse anche qualcuno in più. È radicata in tutta la provincia ed è un partito che ha il compito e il dovere di affrontare le situazioni che riguardano la provincia, da quelle etiche a quelle morali, alle quali stiamo molto attenti per evitare di commettere errori che abbiamo commesso nel passato, a cominciare anche dal lavoro, che è sempre un problema che riguarda questa città. Tanti anni fa, non ricordo più quanti, ma moltissimi, la Democrazia Cristiana di allora, la Democrazia Cristiana dei Rubino, dei Sinesio, dei La Loggia, in un congresso provinciale lanciarono una grande idea di messaggio che la Chiesa recepì. Quel messaggio fu: la Democrazia Cristiana fa l'assalto alla miseria. Sono passati tanti anni, oggi parlare di assalto alla miseria è anacronistico, nel senso che, grazie a Dio, non c'è più la miseria di tanti anni fa, ma resta ancora un grande problema, che è quella della disoccupazione e del lavoro. Bene, noi oggi da questo congresso ci permetteremo di lanciare quello stesso messaggio che fece grande quella Democrazia Cristiana, riveduto e aggiornato nel tempo. Faremo l'assalto alla disoccupazione, nel senso che vogliamo lavorare perché ci sia una crescita di sviluppo e una crescita occupazionale che possa consentire a tanti giovani agrigentini, tantissimi, moltissimi, che vanno a lavorare fuori dalla Sicilia. Io sto andando in giro per l'Italia per rifare la Democrazia Cristiana e dovunque vada trovo tanti laureati che si avvicinano a noi per un rapporto di amicizia, ma scopro purtroppo che c'è tanta classe dirigente che abbiamo formato in questa provincia, che abbiamo contribuito a far crescere, che abbiamo contribuito economicamente a che diventassero dirigenti facendole studiare, che adesso che dovrebbe produrre, piuttosto che produrre per Agrigento e per la Sicilia, producono per Milano, per Torino e per Che consenso trova al nord, Presidente? Ma ho trovato un grande consenso, vengo da Torino dove c'è stata tanta gente, adesso nei prossimi giorni andrò nel Veneto, a Verona e a Venezia, mercoledì sono in Basilicata e giovedì in Calabria. C'è una realtà di democristiani che hanno tenuto sopito il loro sentimento politico, che quando tocchiamo le corde del cuore vibra e tornano ad essere democristiani. Segretario Cirillo, quanto è importante un momento come questo? Guardi, qua. No, ma devi guardare là. Dai, forza, una battuta. Guarda quanta gente c'è, questo non è un partito virtuale, non è una piattaforma web, ma è fatta di persone. La Democrazia Cristiana attrae perché ci sono persone che si vogliono incontrare, si vogliono abbracciare, vogliono discutere, vogliono litigare, però vogliono produrre qualcosa politicamente, vogliono essere parte della politica. Questo è il successo di questa attrazione fortissima che oggi è la Democrazia Cristiana.